Buongiorno, buona domenica telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi, 1° ottobre, per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti fatti anche sconvolgenti che vi racconteremo oggi, partendo dalla tragedia di Paese. Questo il mazzo di fiori che è stato deposto da pochi minuti all'esterno dell'asilo di Porcellengo, dove venerdì nel pomeriggio si è consumata la tragedia. Un bimbo di nemmeno un anno che è stato trovato morto dalle educatrici, dalle maestre. Sul posto per noi c'è Anna De Roberto. Nel corso di questa prima edizione, nei nostri telegiornali serali, vi daremo conto di quanto successo. Ne parleremo anche fra pochissimo. Prima però un giro d'orizzonte sui fatti principali accaduti in Veneto in queste ore, a partire dalla tragedia sfiorata in strada poco dopo l'alba di oggi. Siamo lungo l'autostrada A13 tra gli svincoli di Boara e Monselice per il rovesciamento e l'incendio di un furgone. Ferite le 2 persone a bordo. I pompieri arrivati da Este e Rovigo con 2 autopompe, un'autobotte e 10 operatori hanno spento le fiamme del furgone che trasportava taniche di olio alimentare. Le 2 persone ferite sono state prese in cura dal personale del SUEM per essere trasferite in ospedale a Rovigo. Sul posto la Polstrada e gli ausiliari del traffico autostradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8:30. Le 2 persone rimaste ferite non sarebbero in pericolo di vita, ma avete visto appunto le immagini e parlano assolutamente da sole. Vi devo dare poi conto, ed è un quadro in continuo aggiornamento, della raffica di furti che si è registrata nella Marca trevigiana. Ieri sera 3 segnalazioni a Tarso, 2 a Mogliano Veneto. Parliamo di classiche frazioni con refurtiva consistente in monili e denaro, qualche migliaio di euro in tutto. E un episodio specifico invece positivo, vedete le immagini, venerdì verso le 18:30 in questo condominio di via Don Milani a Treviso, quando un'inquilina 57enne, rincasando, ha sorpreso sul pianerottolo proprio di fronte al suo appartamento 2 soggetti estranei alla palazzina e sospetti. La donna ha avvisato il marito e di lì hanno capito che si trattava di 2 ladri. Da lì le urla dell'uomo, della donna, dei vicini di casa, che hanno attirato anche una vicina pattuglia dei carabinieri che è intervenuta ed è riuscita, dopo un rocambolesco inseguimento, a individuare, a braccare i 2 ladri. Si tratta di un 26enne e un 28enne, tratti per l'appunto in arresto in flagranza di reato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Poi sono stati rinvenuti, li avete visti, anche degli strumenti di scasso. Ma è stato ed è un weekend molto impegnativo per le forze dell'ordine trevigiane. Nella nottata di sabato a Castelfranco Veneto, quindi la notte scorsa, i militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli una 57enne del posto, già noto peraltro alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato in via Castellana di Castelfranco all'interno di una cooperativa mentre era intento a rubare gasolio da un veicolo parcheggiato nel piazzale. Questa sera poi entreremo nei dettagli anche di questa vicenda. Vi dicevo, un fine settimana molto impegnativo nella zona di Castelfranco Veneto. In particolare sono scattati controlli straordinari, sono stati controllati locali pubblici, diverse le persone identificate, anche controlli sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Vi do qualche numero: 4 i locali pubblici controllati a Istrana, Asolo e Castello di Godego, circa 200 le persone identificate, un'ottantina i veicoli controllati, 9 le contravvenzioni elevate, una patente ritirata, circa 700 euro
di sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada, più di 16.000 euro di verbali amministrativi elevati all'esito dei controlli nei locali per inosservanza della normativa sul lavoro. Quindi, come vedete, un controllo a 360 gradi del territorio. E noi ci spostiamo adesso nel Vicentino, ritorniamo alla giornata di ieri per un fatto molto grave che ha sconvolto l'intera comunità di Noventa Vicentina, con questo pensionato colto da malore che ha centrato l'auto dove viaggiava una coppia di quarantenni a passeggio con un bimbo di 5 anni. Tragedia della strada in tarda mattinata a Noventa Vicentina, un morto e 2 feriti, tutti residenti in città. È accaduto verso le 11:15 lungo via Angussola, una via nella prima periferia. Un uomo di 81 anni alla guida di una Nissan Micra, molto probabilmente colpito da un malore improvviso che risulterà poi fatale, ha perso il controllo del mezzo, centrando con l'auto una famigliola a passeggio su uno slargo, una giovane coppia con un bimbo su una carrozzina. Il marito è rimasto praticamente illeso, la mamma invece è stata colpita in pieno e scaraventata in un fossato, mentre l'auto ha proseguito la sua corsa finendo contro un parapetto della carreggiata. Immediato l'arrivo dei soccorsi, la donna è apparsa subito in gravi condizioni e è stata elitrasportata all'ospedale di Vicenza, ferito anche se in modo lieve il bimbo che fortunatamente ha riportato solo lievi contusioni. Sotto shock il padre portato all'ospedale di Noventa. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere il guidatore ottantenne ormai privo di vita. Un evento drammatico che ha scosso Noventa. È stata colpita una signora che era a passeggio con il marito e il figlio più piccolo, è stata l'unica a essere colpita, fortunatamente non è in pericolo di vita, comunque le auguriamo pronta guarigione. Prima di cadere a terra la signora è riuscita a spingere il figlio lontano dall'auto e quindi è stata veramente anche coraggiosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia dell'anziano che purtroppo è deceduto per questo malore e ovviamente auguriamo pronta guarigione alla signora ricoverata in ospedale. Nel santuario della Beata Vergine della Salute di Monte Ortone, i funerali di Maria Grazia Forgetta e della figlioletta Gioia, 39 e 5 anni, decedute nel terribile incidente di mercoledì scorso lungo l'autostrada A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Lunedì sera alle 20:30 ci sarà la recita del Rosario. Michele Petriccione, padre e marito, unico superstite della tragedia, ha deciso di organizzare i funerali a Monte Ortone, nella parrocchia dove la figlia fino allo scorso giugno aveva frequentato la scuola materna. E dicevamo la tragedia di Paese, ci torniamo con la cronaca, poi nel corso della giornata aggiungeremo altri dettagli, altre testimonianze. Questo bambino di nemmeno un anno che è stato trovato morto nel pomeriggio di venerdì all'asilo privato di Porcellengo. Morto nel lettino dell'asilo nido a 9 mesi. Quando le educatrici si sono accorte che il piccolo non respirava, hanno subito chiamato i soccorsi, ma gli operatori del SUEM 118, pur tentando una disperata rianimazione del bambino, hanno dovuto dichiararne la morte per arresto cardiocircolatorio. È accaduto all'asilo nido Raggio di Luna di Porcellengo di Paese, struttura per bambini da 0 a 3 anni di proprietà della parrocchia, affittata un paio d'anni fa allo stesso team che ha in gestione l'asilo Luna d'Oro di Quinto di Treviso. Apparentemente una morte bianca, quella del piccolo figlio di una coppia di Castagnole. Ora sarà un'eventuale autopsia sul corpicino del bimbo a cercare di chiarire l'origine del malore fatale. La responsabile della struttura e il legale non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sull'accaduto, che ha profondamente scosso anche le insegnanti. No, guarda, anche per rispetto alla famiglia, nessun tipo di commento. Il via vai dall'asilo dei sanitari ha allarmato la piccola frazione. La notizia è in breve circolata raggiungendo la sindaca di Paese, Katia Uberti. Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire, mai che ti fossero riportate. Un bimbo così piccolo, cioè, a nome dell'amministrazione della comunità ci stringiamo al dolore dei familiari, che sicuramente è una tragedia immane. I genitori sotto shock sono stati trattenuti in ospedale per la notte, seguiti da uno psicologo dell'ULSS 2. Impossibile capacitarsi di una perdita così improvvisa, inspiegabile, straziante. Come amministrazione posso solo dire che siamo a disposizione della famiglia, anche se comunque un dolore così non è facile da superare, da affrontare sicuramente.
purtroppo, ripeto, siamo ancora tutti sconcertati da questo fatto. Il nome di questo bambino, queste le immagini che vi ho mostrato anche poco fa, che ci ha trasmesso la nostra Anna De Roberto, questo mazzo di fiori bianchi che è stato deposto davanti all'asilo di Porcellengo. Quindi torneremo ovviamente su questa tragedia, ne ha parlato il parroco anche questa mattina durante l'omelia, chiedendo una preghiera per il bambino ma anche per le educatrici, così mi aggiorna appunto da Paese e Porcellengo la nostra Anna De Roberto. Ma è un weekend doloroso per la Marca anche per un altro fatto di cronaca. Ieri mattina alle 9, l'ennesimo, c'è da dire davvero l'ennesimo incidente sul lavoro, a perdere la vita un padre di 48 anni e di Arcade. È successo alla ditta Canziana. Ti dico la verità, io l'ho trovato e l'ho trovato così, non c'era nessuno, quindi non so... Quindi non c'erano testimoni questa mattina quando è successo il fatto? No. Quindi l'ha trovato lei, sostanzialmente ha lanciato lei l'allarme? Sì, e adesso devo andare ai carabinieri. È stato questo collega a trovare Andrea Toffoli, 48 anni, esanime accanto al camion che stava manutentando. L'incidente nella prima mattina alla Canziani Inerti, in strada delle Fornaci a Spresiano, a uccidere Toffoli travolgendolo una delle sponde del mezzo pesante. Non ci sarebbero testimoni diretti della tragedia. Inutile ogni tentativo di soccorso, lo stesso elicottero del SUEM, appena decollato dal Cafoncello, è stato fatto subito rientrare. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, carabinieri, Spisal, quasi 3 ore di rilievi, poi il corpo è stato affidato al carro funebre. Toffoli, nato a Vittorio Veneto ma residente ad Arcade, lascia la moglie Loretta e 2 figlie di 15 e 18 anni. Nel corso della mattinata i familiari arrivano alla spicciolata. A trovare la forza di parlare il cognato Fortunato Bettiolla, che in poche parole tratteggia l'uomo e il lavoratore. Un bravo camionista, chiedete ai suoi colleghi, vi dirà che era un bravo ragazzo. Dicono tutti che era anche esperto del suo lavoro. Bravissimo, sì, non riusciamo a capire come mai sia successo questo. Un interrogativo doloroso che accomuna familiari e colleghi, come Iaia. Purtroppo stamattina abbiamo parlato qua, scusami. Era un amico. Sì, era un amico, perché anche lui quando sono arrivato qua mi ha aiutato tanto. Io non avevo esperienza, le prime manovre, lui mi ha aiutato tanto. Quindi lui era esperto, ti ha aiutato? Sì. Era uno esperto. Ora bisognerà capire se Toffoli abbia operato in sicurezza, se sia stato un errore umano, se la tragedia sul lavoro, l'ennesima nella Marca, potesse essere evitata. Abbiamo dei sabati programmati, che quando si fa manutenzione si va a Spresiano dove abbiamo l'officina. Qua ti vieni a pulire la cabina, il sabato qui che vuole pulirsi la cabina e basta, insomma, se no per fare le manutenzioni si va a Spresiano. Scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio colposo, in azienda per il momento c'è poca voglia di parlare. Ci sono i carabinieri, vi daranno delle dinamiche. Quando potete venire a vedere, vi diranno loro. Dicevamo, l'ennesimo incidente sul luogo del lavoro, è stato un anno nero per la Marca trevigiana. Il trend è sempre preoccupante in tutto il Veneto. Giusto poche settimane fa ne abbiamo parlato con i dati di Vega Engineering, ma al di là dei numeri ci sono le storie personali e ci sono le storie di intere famiglie e ovviamente un allarme che c'è ed esiste. Ieri ci sono state diverse prese di posizione anche dei sindacati. Per questo saluto e ringrazio Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL di Belluno Treviso, e Sara Pasqualin della segreteria organizzativa della CGIL di Treviso. Buongiorno a entrambi. Pasqualin, parto da lei. La CGIL è uscita con parole molto dure, parlando di strage continua, più o meno la stessa frase utilizzata anche dalla CISL. È proprio così? Sì, noi siamo molto preoccupati, ma questa cosa nasce da anni che segnaliamo l'esigenza di intervenire, perché soprattutto dopo il Covid quello che vediamo è
una completa, cioè una difficoltà a fare controlli, una difficoltà a fare percorsi di formazione importanti e soprattutto una necessità da parte delle aziende e di quant'altro di andare veloci con i tempi di produzione e quant'altro. Quando succedono eventi del genere il primo pensiero va ovviamente alla famiglia, in questo caso della persona, perché è un dramma. Ma poi il problema è che non possiamo più permetterci che le persone vadano a lavorare e che non ritornino a casa. Paglini, troppa frenesia dunque, come dice Pasqualin? Beh, sicuramente un modello di sviluppo che non è dei migliori, voglio dire. Se ormai diamo per quasi implicito che dentro il costo di produzione si deve contemplare anche inconsciamente, inconsapevolmente, morti e feriti, significa che il modello di sviluppo va cambiato. Io credo che ci sia bisogno di una grande riflessione di tutti i soggetti coinvolti, associazioni di rappresentanza, comunità, associazioni datoriali, la politica, le istituzioni, tutti assieme dobbiamo capire cosa dobbiamo fare per cambiare questo modello di sviluppo, perché ormai è diventata quasi una assuefazione il fatto che ci siano morti e feriti. Non fa la notizia nei giorni in cui succede, dopodiché. Esatto, si è frizzato per un attimo Paglini, fa notizia e poi si ritorna all'ordinarietà. In realtà il problema esiste e noi stessi come emittente lo sottolineiamo spesso. Paglini, adesso la rivedo, ma quindi c'è un problema di controlli da parte anche dello Spisal, ci sono pochi operatori, che cosa sta succedendo? Beh, sicuramente il numero degli addetti allo Spisal è insufficiente come quelli dell'Ispettorato del Lavoro, però è insufficiente il numero dei lavoratori oggi perché siamo dentro a un sistema demografico, anagrafico, che vedrà ridursi nel tempo il numero dei lavoratori disponibili sia per i servizi pubblici che per le imprese. Quindi crediamo che ci sia bisogno di una programmazione complessiva. Possiamo affrontare pezzo per pezzo singolarmente i problemi del sistema produttivo e quello dei controlli. Dopodiché servono le risorse. Dove prendiamo le risorse? Io credo che oltre a fare debito pubblico ci sia bisogno di interrogarsi se non si debba fare finalmente una seria lotta all'evasione fiscale che consenta di investire risorse nuove e fresche proprio per potenziare i servizi, i controlli, il numero degli addetti. Pasqualin, dov'è il ventre molle di tutto questo fenomeno? Paglini ha parlato di controlli, ha lanciato anche questa proposta, quindi i soldi recuperati dall'evasione fiscale da investire in sicurezza, secondo lei c'è dell'altro? Sì, sicuramente le risorse servono poi per formare le persone, per incentivare maggiori controlli e per fare tutta una serie di attività che servono oggi per evitare che succedano drammi del genere. Dopodiché lì è anche un problema culturale, nel senso che bisogna avere attenzione tutti quanti, per se stessi ma anche per i propri colleghi, nel senso che dobbiamo veramente cercare di trovare delle soluzioni che siano dedicate, nel senso che bisogna attenzionarsi per far sì che anche in ogni singolo posto del lavoro, che sia questa una grande realtà piuttosto che una piccola impresa artigiana, ci sia attenzione per la persona e rispetto per le procedure, perché ad oggi questa è la nostra esigenza. Perché, ripeto, come diceva anche Massimiliano, ma CGIL e CISL e UIL su questo hanno presentato e stanno facendo tutta una serie di incontri ormai da anni per cercare di trovare delle soluzioni, ma c'è proprio la necessità di intervenire su quella che è la cultura nei luoghi di lavoro e su quella che è l'esigenza di accompagnare anche i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro, che non si trovino da soli a dover affrontare una tipologia, un'attività e i rischi che questa attività comporta, insomma. Quindi una questione culturale, una questione economica. E a proposito di risorse, allarghiamo l'orizzonte, siamo alla vigilia dell'approvazione
del NADEF e poi del documento di bilancio, della legge di bilancio per il 2024. Vi faccio sentire le dichiarazioni, le parole del presidente di Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro. C'è un po' di preoccupazione, sentite Destro. Doveva essere un autunno cruciale per la crescita delle imprese, ma i punti dello spread in rialzo e i nuovi rincari dell'energia elettrica potrebbero fermare il comparto. Il presidente di Confindustria Veneto Est spinge perché nella manovra di governo sia marcato il sostegno al mondo dell'imprenditoria. È un autunno in cui le aziende stanno scaricando a terra il backup di ordini che le aziende hanno, quindi il fatturato si stanno scaricando e purtroppo il mercato sta rallentando. Come ricordava, i tassi stanno crescendo, quindi sicuramente sarà un autunno complicato. Quello che cerchiamo di spingere e di mettere a terra invece sono i nuovi investimenti, perché abbiamo bisogno di continuare ad investire per rendere le nostre aziende, la nostra manifattura sempre più avanzata e tecnologica, e quindi per questo noi ci auguriamo che nella manovra possa entrare a pieno titolo un nuovo capitolo Industry 4.0, Industry 5.0, che possa permettere e quindi anche bilanciare gli alti tassi di interesse e possa permettere quindi alle aziende di investire avendo il beneficio del credito d'imposta. Così Leopoldo Destro, questa è la voce degli industriali. Tra l'altro proprio oggi, lo possiamo vedere dal Sole 24 Ore, scatta il patto anti-inflazione, dalla pasta al sapone, cosa c'è nel carrello calmierato, ne stanno parlando un po' tutti, le diverse catene stanno mettendo a punto contenuti e promozioni in vista dell'apertura ufficiale del programma dal 1° di ottobre al 31 di dicembre. Ci sono anche diverse grandi marche aderenti. Paglini, quanto è preoccupato, quanto dobbiamo preoccuparci di questo autunno? Diciamo che le aspettative a inizio anno erano migliori, cosa ci dobbiamo aspettare? Paglini, non la sentiamo. Rigida. Prego. Sentite? Sì, adesso sì, prego. Dicevo, cosa possiamo aspettarci quando siamo di fronte a una manovra monetaria che ovviamente era prevista di riduzione dell'inflazione, quindi l'aumento dei tassi? È chiaro che l'economia sta andando in contrazione, la Germania è già in recessione, noi lavoriamo per una grossa fetta del nostro sistema produttivo con la Germania, quindi era inevitabile che si arrivasse a questo punto. Quello che a noi preoccupa è che però ci portiamo dietro una zavorra di 30 anni di salari bassi, di tutele non realizzate, di mancato sviluppo in investimenti. Sono questi gli elementi sui quali dobbiamo dare una risposta chiara per dare prospettive al Paese, alla crescita, allo sviluppo delle imprese, del lavoro, dell'occupazione. Dopodiché io credo che sul tema specifico della manovra si sia da attendere gli elementi più concreti, perché al momento stiamo dentro a una nota di aggiornamento che ha segnato delle coordinate, delle direttrici, però vogliamo capire bene quando vedremo i testi della manovra. È chiaro che sul cuneo fiscale non possiamo che avere un giudizio positivo. Quello che vorremmo leggere nella manovra finanziaria, come dicevo prima, è finalmente, lo sottolineo, una seria lotta all'evasione fiscale, per far sì che non siano solo i dipendenti e i pensionati che continuano a sostenere il bilancio di questo Paese, ma che paghino tutte le tasse equamente. Non ci può essere una flex tax per una parte dei lavoratori autonomi al 15%, mentre i dipendenti arrivano al 50% di tassazione IRPEF. Io credo che questo sia il vero nodo cruciale per la prospettiva del Paese. Solo così diventeremo attrattivi, equi, ci sarà giustizia e risorse per tutti. Chiarissimo, Paglini, vedo che lei punta molto sulla lotta all'evasione fiscale. Pasqualin, la CGIL sappiamo è mobilitata e si prepara anche a una manifestazione, se non sbaglio il 7. Noi il 7 siamo a Roma per tutte le cose che stanno avvenendo, perché pensiamo che non si possa aspettare, ma che si possa cominciare. Noi in realtà le mobilitazioni sono partite già da metà anno, perché il segnale che abbiamo noi, il ritorno che abbiamo parlando con le persone, è che c'è veramente difficoltà, c'è difficoltà ad andare a fare la spesa, quindi perché i costi sono impazziti e il spread è così alto e l'inflazione alle stelle come sta avvenendo ci sta dando sempre di più segnale che non si può più rimandare.
Quindi noi 7 saremo in piazza per i salari minimi, perché ad oggi ci sono persone che hanno retribuzioni molto basse, saremo in piazza per l'evasione fiscale, come diceva prima Massimiliano, perché c'è comunque l'esigenza di intervenire, di trovare risorse, saremo in piazza per la sanità, perché ad oggi c'è tutta una serie di questioni, la sappiamo, la difficoltà delle persone anche a curarsi. Saremo in piazza per il precariato, per i giovani, cioè ci sono tutti gli argomenti che devono essere presi in mano da questo governo, che devono essere gestiti, che devono essere gestiti da anni, perché poi il problema è da anni che trasciniamo anche pochi investimenti nel mondo del lavoro e quindi non avendo investimenti nel mondo del lavoro si rischia poi di trovarsi nelle condizioni in cui non si ha più il controllo di quella che è la redditività delle persone. Chiarissimi quindi entrambi. Noi 7 saremo in piazza per tutto questo, perché la necessità è arrivare a dicembre e non trovarsi con le cose fatte, ma dire già da subito quelle che sono le emergenze di questo Paese. Allora, grazie Pasqualin, segreteria organizzativa CGIL Treviso, grazie Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso, grazie a entrambi, buona domenica. E noi rimaniamo in parte sui temi dell'economia e ci colleghiamo, lo vedo pronto con il nostro Lucio Zanato da Padova. Se non sbaglio, Lucio, ti trovi al ghetto di Padova con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Ci parli di agricoltura e solidarietà, ma non solo. A te la linea, Lucio. Grazie Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Mi trovo nel cuore di Padova, nel ghetto di Padova, un luogo che per chi magari non conosce Padova a fondo, ma in genere per tutti i veneti, per tutti i cittadini che stanno vedendo, vale la pena veramente da visitare. Noi siamo qui perché CIA Padova ha organizzato una giornata, adesso Nicoletta vi farà vedere, con l'esposizione di florovivaismo delle aziende florovivaistiche del territorio padovano, ma ci troviamo perché c'è anche un'azione di solidarietà e proprio per questo ho tenuto qui, perché si è compiuta già intorno alle 11 l'operazione, Luca Trivellato, che è il presidente di CIA Padova. Allora, avete fatto un'azione di solidarietà perché l'agricoltura è soprattutto solidarietà, nessuno viene mai lasciato indietro per chi coltiva i campi. In questo caso la casa di Miriam, la casa Priscilla di Suor Miriam, un momento di solidarietà che si aggiunge a quello dell'anno scorso con il Vescovo. Sì, assolutamente, è un elemento per fare comunità, per fare relazioni. L'agricoltura è territorio, è comunità, è storia ed è solidarietà, per cui abbiamo voluto caratterizzare questa 23esima iniziativa del Ghetto in Fiore anche con un elemento di solidarietà. Qui è stato simbolico, in settimana porteremo poi i beni a casa Priscilla in maniera da, come dire, valorizzare anche il lavoro di amore, come ha ripetuto più volte Suor Miriam, rispetto al prossimo e alle persone in fragilità. Ecco, raccontiamo a chi non conosce casa Priscilla. Casa Priscilla è una casa che accoglie mamme e minori. Sono 33 anni che Suor Miriam si è voluta dedicare proprio a questo settore, quindi soprattutto i bambini. Lei ci ha detto, perché stiamo registrando una puntata di Agricoltura Veneta, quindi la settimana prossima ve la racconteremo in maniera più approfondita. Si è voluta dedicare sin dall'inizio ai più piccoli, ai più deboli, ai più fragili, nel nome del Vangelo. Un segnale che comunque è perfettamente in sintonia con la nostra agricoltura, perché chi lavora la terra è attento alle maggiori fragilità, anche quelle delle piante. Assolutamente, il lavoro agricolo è il lavoro dell'amore per eccellenza, amore per il territorio, amore per il futuro, e quindi ci sembrava assolutamente doveroso sostenere un'iniziativa che vede nei giovani e quindi nel futuro, nelle nuove generazioni, il suo fulcro fondante da 33 anni a questa parte, come hai ricordato anche te. Ecco, qui voi darete prodotti della terra, ma darete anche pannolini, cioè date un sostegno a un'azione veramente di solidarietà a 360 gradi. Sì, un doppio regalo, se così si può dire, uno di sostentamento rispetto ai beni di consumo di cui necessitano appunto i piccoli ospiti di casa Priscilla, e l'altro per la parte delle cucine e della ristorazione. Non vorrà essere un elemento, come dire, estemporaneo, ma di continuità anche di rapporto con casa Priscilla, in modo da poter anche insegnare ad avere un proprio orto anche all'interno della struttura
struttura. Esatto, perché poi tra le altre cose nella nuova sede di Casa Priscilla, sempre a Padova, ci sarà un orto e CIA Padova insegnerà agli ospiti piccoli e anche grandi di poter autogestirsi, perché poi l'agricoltura, il bello dell'agricoltura è anche questo, che con un piccolo pezzo di terra uno può, come dire, coltivare e quindi rendersi per certi versi anche autonomo, se non altro per alcuni prodotti. Però torniamo invece all'economia, l'abbiamo tenuta qui Presidente perché fotograficamente parlando il primario in provincia di Padova come sta andando, qual è il settore che tira di più e quello che soffre maggiormente? È una situazione di chiaroscuro per quanto riguarda la provincia di Padova, abbiamo situazioni di fragilità per quanto riguarda la parte economica, soprattutto del seminativo. Quindi per chi non è del settore? Per cui frumento e mais per eccellenza, ma anche la barbabietola sta soffrendo parecchio. Si parla del 50% in meno o sbaglio? Si parla del 50% in meno e si parla di una produzione di qualità inferiore per come è andata il clima, perché noi abbiamo a che fare ovviamente con i cambiamenti climatici e quindi anche le nostre produzioni risentono di questa situazione anomala che stiamo vivendo da diversi anni, per cui qualità inferiore, prezzi in continuo calo per quanto riguarda appunto il seminativo da gennaio in poi e quindi proprio difficoltà anche di tenere economicamente l'azienda. Quindi pagheremo meno la polenta noi consumatori o come al solito nella filiera alla fine pagheremo di più la polenta? Il problema della filiera è il problema per eccellenza nel nostro settore, nel senso che l'equa distribuzione di quello che è il valore finale che il consumatore corrisponde a chi vende il prodotto non è lo stesso che viene riconosciuto ovviamente al produttore primario. Per questo noi invitiamo sempre anche con queste iniziative a interfacciarsi il cittadino direttamente con i produttori, sia per una questione che può chiedere direttamente come vengono fatte le cose, sia per dare la giusta retribuzione, la giusta remunerazione per il lavoro che viene fatto. Sì, perché poi voi fate appunto questi fiori in ghetto come iniziativa per avvicinare le aziende florovivaistiche, ma poi voi fate anche dalla terra alla tavola i mercati agricoli qui a Padova proprio per accorciare la filiera, facendo sì che il produttore prenda un soldino in più e che il consumatore spenda un soldino in meno. Sì, per questo, ma anche proprio perché così il consumatore può interfacciarsi direttamente con chi quel prodotto lo produce veramente con il proprio lavoro, con la propria fatica e con la propria conoscenza. Non dimentichiamoci che la cultura passa anche attraverso il consumo dei prodotti primari, per cui la cucina. Non sapere da dove arrivano questi prodotti primari, non capire la difficoltà poi di coltivarli e perché c'è un certo prezzo nei nostri mercati. Perché c'è anche un certo sapore, diciamo. Perché c'è anche un certo sapore, insomma, per cui accorciare la filiera significa essere rispettosi anche dell'ambiente. Ricordiamoci che altrimenti i trasporti incidono moltissimo rispetto ai prodotti primari che vengono venduti nella grande distribuzione, per cui è un valore aggiunto per il consumatore perché può conoscere il produttore, riduce la filiera e quindi contribuisce anche alla riduzione della CO2, ma soprattutto c'è un elemento culturale di conoscenza di quello che sta comprando. Però abbiamo detto prima, insomma, dove piangere, ovvero il seminativo. Dove ridere? Allora, ridere è sempre difficile, però insomma la parte della viticoltura sta vivendo in quest'ultimo periodo, negli ultimi anni, insomma un momento molto... Non mi dirà Prosecco anche qui? No, non fior d'arancio? Abbiamo il fior d'arancio, abbiamo il Saprino, abbiamo i vini rossi. Che sono delle DOCG? Che sono delle DOCG. Va ricordato, E che sono valorizzate appunto grazie anche all'etichettatura e sono prodotti veri del nostro territorio che vengono fatti sempre con maggior cura e maggior attenzione. Perché va detto, soprattutto per il fior d'arancio, c'è il territorio di Colli Ugani, un territorio vulcanico che dà un sapore unico a questo vitigno. Assolutamente, non dimentichiamoci neanche degli importanti rossi che si producono nei nostri territori. Tutta la parte dei Colli Ugani con il terreno vulcanico produce dei rossi estremamente particolari e molto buoni. Insomma, non vi sentite in concorrenza con le colline del Prosecco? No, assolutamente, assolutamente. Con i colleghi del Prosecco non ci sentiamo in concorrenza. I prodotti sono diversi, ma la cosa importante, come diciamo sempre, è il legame col territorio, perché è dal territorio poi che si riconoscono i prodotti e anche la differenza dei vari prodotti. Allora, salutiamo il Presidente di CIA Padova, ma non chiudiamo il collegamento. Grazie Presidente. Intanto andiamo avanti con Nicoletta, vi faccio vedere un po' del ghetto perché vale proprio la pena. Cristian, è un posto, un luogo storico, culturale e in questo momento anche di binomio. Perché? Perché qui non c'è concorrenza ad esempio tra i negozi del ghetto e chi espone, c'è anzi una sinergia proprio perché così si riesce ad avvicinare il consumatore, a creare una filiera in meno e naturalmente a dare un soldino in più ai produttori. Sono invece con Maurizio Antonini che oltre che essere il direttore di CIA Padova è anche il direttore
direttore di CIA Veneto, quindi con lui cominciamo a creare, diciamo così, un po' di temi economici legati all'agricoltura un po' più importanti. La fotografia, abbiamo sentito il padovano, seminativo giù, vino su. In Veneto, dal vostro punto di vista, come sta andando generalmente l'agricoltura? Beh, guardi, oggi abbiamo una riduzione quasi di un 5% della produzione lorda vendibile, quindi dei 7.300.000, questo è il valore della produzione del Veneto. Oggi avremo una riduzione importante di questa quantità importante della redditività, quindi una situazione di chiaro e scuro. Abbiamo settori importanti che vanno in crescita, ma altri settori altamente importanti come quello della zootecnia, come quello del latte, come quello della carne, che soffrono e hanno grosse difficoltà. Oggi un'ulteriore difficoltà l'abbiamo anche nel settore della suinicoltura con la peste suina africana, che non è un elemento oggi presente nel Veneto, ma che sta creando grossissime difficoltà nei nostri allevamenti e nelle nostre produzioni locali. Senta, mi ha aperto 15 fronti, perché mi ha parlato della carne e qui potremo cominciare a discutere della carne sintetica e dell'attacco che viene dato ai nostri produttori, perché i dati stanno dicendo che la produzione di CO2 nei nostri allevamenti è insensibile rispetto a quella che è stata la produzione della CO2 nella pianura padana. Hanno fotografato prima e dopo il Covid e non è cambiata la CO2, quindi vuol dire che il traffico è quello che fa la differenza nella CO2, non gli allevamenti. Assolutamente, ma guardi, oggi c'è un attacco all'agricoltura e agli agricoltori. Molte manifestazioni si stanno facendo in Francia, molte manifestazioni si stanno facendo in Germania contro l'agricoltura, ma di cosa stiamo parlando? Oggi invece dobbiamo valorizzare il settore agricolo e valorizzare l'attività dei nostri agricoltori. Lei ha fatto bene a ricordare questi dati. L'agricoltura oggi negli ultimi 10 anni ha ridotto del 30% l'uso di pesticidi, ha ridotto del 30% l'utilizzo di anticritogamici, e quindi è un settore estremamente greening, e quindi gli agricoltori sono presenti su questo. Però su questo un altro elemento importante noi dobbiamo fare. Dobbiamo avere un rapporto importante, una collaborazione importante con i consumatori. Perché questo? L'agricoltura e i consumatori vuol dire valorizzare i nostri prodotti, e nel momento in cui noi valorizziamo i nostri prodotti vuol dire dare redditività alle nostre aziende agricole e far sì che i giovani si insedino nell'attività agricola e nell'attività produttiva in generale. Allora, intanto noi facciamo un po' un passaggio, perché facciamo vedere ai nostri telespettatori con Nicoletta, mentre noi parliamo queste bellezze, perché chi non può venire oggi pomeriggio a Padova, che comunque rimarrà la produzione oggi pomeriggio, per cui se dovete farvi un giro venite pure a Padova a vedervi il ghetto e vedervi tutte queste bellezze e magari fare anche qualche acquisto. Però direttore, io sono venuto qui a punzecchiarla perché noi in provincia di Treviso abbiamo avuto dei casi, diciamo, di caporalato nella zona dell'agricoltura, nella viticoltura in particolare. Cos'è? Facciamo caporali anche noi, non solo al sud? Ma guardi, noi il caporalato è una piaga dell'agricoltura e quindi noi dobbiamo sconfiggere questa piaga. Abbiamo fatto degli incontri e l'ultimo incontro l'abbiamo fatto la scorsa settimana con il prefetto per trovare un tavolo coeso per confliggere il caporalato. Il caporalato è una piaga, come detto, e quindi va distrutta. Però nel caporalato, vede, c'è un altro elemento importante che è quello della manodopera. Noi abbiamo necessità, il mondo agricolo ha necessità di avere manodopera. Allora un ragionamento che noi abbiamo fatto anche con il prefetto è che noi sì siamo disposti anche a avere, chiaramente oggi si parla di tutte le persone, gli immigrati extracomunitari che vengono nel nostro paese. Bene, accogliamoli nel nostro paese, ma dobbiamo dare una formazione a questi, e quindi vi è la necessità oggi di fare formazione su questo, e noi in questo siamo presenti, e l'agricoltura è presente anche per le assunzioni, quindi non dare nel caporalato, ma fare assunzioni dirette con queste persone, con la necessità appunto di trovare manodopera, perché oggi uno dei problemi che noi abbiamo, ma non è solo il problema del mondo agricolo, c'è un problema anche del settore del commercio, dell'artigianato, è il problema della manodopera, e quindi andiamo su questo e cerchiamo di creare condivisione su questo percorso. A proposito di manodopera, di presenza del mondo agricolo, l'ultima domanda, poi do di nuovo la linea a Cristian in studio, riguarda i giovani, perché contrariamente a molti altri settori, questo è un settore che vede sempre più la presenza dei giovani. Cos'è che fa l'attrattività per i giovani? Una volta andare a fare i contadini era quasi denigrante, adesso invece sembra un valore aggiunto. È un valore aggiunto, l'ambiente, il territorio è un valore aggiunto. I giovani sono accorti che oggi essere in agricoltura e lavorare in agricoltura
L'agricoltura non vuol dire produrre, ma vuol dire creare anche paesaggio, creare anche territorio. Sono elementi importanti, la biodiversità è un altro aspetto importante, e soprattutto anche con le fattorie sociali, con le fattorie didattiche, quindi la multifunzionalità che noi oggi le aziende agricole danno a risposta di questo è una risposta concreta che noi diamo in settore agricolo e soprattutto ai giovani, e questo lo ricordo sempre. Un grande grazie alle donne coltivatrici che hanno imposto questo tipo nuovo di agricoltura che oggi dà i propri risultati, i propri frutti. Senta, però, per ultimissimo, una punzecchiatura va sui prodotti di qualità, perché noi riusciamo a vendere il nostro territorio, il turismo che il Veneto vede capolista in Italia, solo se lo abbiniamo a prodotti di qualità, quindi da delle certificazioni. Lei dice alcuni DECO proprio non ci stanno, cioè i prodotti certificati dai comuni, mentre bisogna valorizzare maggiormente le DOCG, le DOC e le GT. Ma guardi, l'EDECO è un'altra cosa. Noi oggi abbiamo sempre più valorizzato appunto i prodotti di qualità, le DOP, le IGP, che danno garanzia del prodotto. L'EDECO sono un'altra cosa, e quindi noi dobbiamo continuare su questo percorso della valorizzazione dei nostri prodotti, della valorizzazione dell'attività e dei prodotti agricoli. Con l'EDECO probabilmente su questo ci dobbiamo lavorare e capire in che maniera, in che modo si possono incuneare su questo argomento estremamente difficile e molto complicato. Ecco, quanto la sinergia tra turismo e agricoltura continuerà a salvare questo Veneto? Al 100%, l'agricoltura è turismo, l'agricoltura è territorio, l'agricoltura è ambiente, quindi non può non esserci turismo se non c'è un bel paesaggio e un bel territorio, e questo non possono fare solo i nostri agricoltori, che con molta passione e molta dedizione svolgono questo tipo di attività, a volte non riconosciute, e quindi diamo valore agli agricoltori, diamo valore all'agricoltura che oggi è presente nel Veneto in maniera molto importante. Lo porterete il 26 a Roma? Il 26 siamo a Roma per una grande manifestazione di CIA Agricoltori Italiani per valorizzare il settore dell'agricoltura. Grazie Maurizio Antonini. L'ultima immagine la fa Nicoletta con questo bellissimo scorcio del ghetto di Padova. Se oggi pomeriggio non avete niente da fare, venite a farvi un giro, perché oltre che vedere e sentire la storia di questo territorio, vedere le bellezze di Padova, vi potete anche portare a casa magari una piantina come questa, che tra l'altro è anche medicinale. Cristian, a te la linea. Lucio, grazie davvero anche per questa dritta. Il bel tempo di queste ore ispira, c'è Padova ovviamente con questa bella manifestazione, ma c'è anche il litorale veneto. Così apre il Gazzettino.it. In Veneto l'estate che non finisce mai, a ottobre stabilimenti pieni e tutti in acqua, il bis della domenica a grado, pensate, stabilimenti aperti fino al 6 di novembre, sdraio e lettini gratis. Succede anche questo, un'estate davvero anomala, un'estate che non finisce mai, e anche nei prossimi giorni ci saranno temperature davvero anomale. Io vi mostro un po' le notizie della giornata, ma già ce le siamo dette sostanzialmente. Anche il Gazzettino.it apre con la tragedia all'asilo Nido, questo bambino di 11 mesi, Alessandro Izzi, morto durante il riposino pomeridiano venerdì all'asilo di Porcellengo. Poi la notizia di cui abbiamo parlato in apertura di fatto di questo telegiornale: fermateli, sono ladri, inseguimento tra i condomini a Treviso con i carabinieri che alla fine riescono ad arrestare due colombiani. La Tribuna di Treviso, vediamo anche la Tribuna di Treviso. La Tribuna di Treviso sceglie invece di aprire l'edizione online con la tragedia sul lavoro di ieri a Spresiano, con lo strazio della moglie Loretta, la moglie di Andrea Toffoli, 48 anni, di Arcade. Lo avevo sentito poco prima dell'incidente. Di sicurezza sul lavoro abbiamo parlato con i rappresentanti di CGIL e CISL. Prima di andare in pubblicità vi raccontiamo una storia che ha fatto un po' il giro d'Italia. Questo post di addio su Facebook, una donna padovana ha chiesto al marito, prima di morire per un tumore, di pubblicarlo post mortem proprio su Facebook, con parole davvero toccanti. Sentite.
Ha voluto salutare tutti con una lettera d'addio pubblicata sui social per raggiungere familiari e amici. Maria Luisa Pavanello, moglie di Maurizio Francescon, storico direttore della Confesercenti di Padova, ha incaricato proprio il marito di pubblicare il suo messaggio solo dopo la morte sopraggiunta a causa di una grave forma tumorale. Una lunga lettera per salutare, ma anche per ringraziare la vita che, seppur breve, le ha regalato gioia, amore e amicizie. Sono parole, quelle scritte da Maria Luisa, che hanno il sapore di un ultimo abbraccio che consola chi rimane. Che dire, la vita è bella, corta ma tanto bella, e va vissuta in ogni suo momento, quelli felici e quelli meno, prendendoci tutto quello che ci può essere dato. Scrive ringraziando la famiglia e anche tutta la comunità medica che l'ha assistita e curata in questi anni di malattia. Spero di aver aiutato qualcuno in questi anni, magari con un briciolo di consiglio, con una battuta, chiude Maria Luisa Pavanello, salutando la vita e tutto quello che le ha donato. Adesso siamo pronti per andare in pubblicità. Prima vi mostro questo, è di fatto un estratto conto, l'estratto conto di un sindaco. Perché? Perché nell'ultima settimana ci sono state polemiche, grandi dibattiti sugli aumenti dei salari, degli stipendi, anche se possiamo chiamarli delle indennità, ecco il termine giusto, dei primi cittadini. Ebbene, nell'ottica della massima trasparenza, fra poco avremo qui in studio un sindaco, ma non solo, ci sono ancora tanti temi da trattare fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questa domenica 1° ottobre a Nord-Est. Mi hanno raggiunto qui in studio, li saluto e li ringrazio anche perché è domenica anche per loro. Viviana Moro, assessore all'istruzione del comune di Roncade. Buongiorno assessore, buongiorno sindaco Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, esponente di Forza Italia. In questi giorni abbiamo parlato tanto di lei, Crosato. È stato preso a sberle. Ci racconti un po' cosa è successo? Sì, intanto buona domenica a tutti i telespettatori e grazie Cristian per l'invito. È successo che giovedì, come spesso accade, tante volte non avendo i vigili urbani, essendo un piccolo comune, come tanti sindaci e tanti amministratori, dobbiamo anche andare a redarguire le persone. In questo caso era una persona con delle difficoltà, era ubriaco e sono andato a evitare che andasse a importunare altre persone come in passato ha fatto. Ricordo che 2 settimane fa aveva bloccato completamente il centro minacciando un suicidio, pertanto nel cercare di contenerlo nella maniera più gentile possibile, ovviamente mi ha preso a sberle, però cose che normalmente succedono agli amministratori purtroppo quando poi devi operare e sei in carenza di risorse umane. Pertanto l'abbiamo accompagnato poi a prendere la corriera, l'abbiamo calmato, però anche qui tutti con il cellulare a filmare l'evento e quindi la cosa è diventata di dominio pubblico, una cosa che era meglio che non venisse raccontata. Ma ecco, di questo soggetto abbiamo parlato più volte, abbiamo anche le immagini, ma ovviamente è una persona che probabilmente non sta bene. Esatto. E quindi e lei a questo punto che cosa si augura? Che qualcuno intervenga? Perché di fatto è sempre un po' a piede libero, è un po' una mina vagante questo soggetto. Sì, io ho già fatto un accertamento obbligatorio e l'abbiamo accompagnato con i mezzi al pronto soccorso per un accertamento. So che è seguito da l'ULSS, in questo caso non la nostra ULSS trevigiana ma quella di San Donà di Piave. Lunedì scriverò al sindaco e anche all'ULSS per una maggiore attenzione a questa persona. Io capisco che e ho raccomandato anche ai bar di non dargli da bere, però comunque credo che ci siano altri fattori che lo spingano, anche ricercando persone che non esistono, quindi comunque una certa forma di demenza e quindi dobbiamo contenerla. Contenerla e quindi fare qualcosa di concreto. Quindi sindaci, amministratori che non vengono presi a sberle solo metaforiche, magari dal governo, dalla regione, no? Ne parliamo spesso. Ma appunto che hanno a che fare con situazioni spesso al limite, perché
talvolta il clima è esacerbato, sindaci, amministratori, assessori hanno a che fare con situazioni al limite, questo va detto, Moro. Beh, sicuramente questo è anche dettato ovviamente dal fatto che le amministrazioni comunali sono chiaramente la prima frontiera, no? Quindi il cittadino, se deve pensare ovviamente a chi ha di più vicino, trova il comune. Quindi dal comune a volte si cercano anche delle risposte che non sarebbero propriamente magari di competenza del comune, quante volte accade, però è l'interfaccia prima con i cittadini. Credo che molte volte, anche ne abbiamo parlato in studio, l'importanza anche diciamo di dare valore a quello che è l'impegno delle amministrazioni locali nella misura in cui sono e fanno reale rappresentanza. Certo è che non sempre è semplice perché probabilmente hai da amministratore locale più il polso della situazione perché le vivi da vicino, sono le tue comunità, ci vivi in mezzo, ma dall'altro lato non hai degli strumenti adeguati per dare delle risposte e credo che anche Emanuele possa confermare quanto sia frustrante anche da parte di un sindaco, di un assessore, sapere qual è il bisogno, averlo ben individuato, sapere anche quali potrebbero essere le possibili risposte, però non avere gli strumenti per farlo. E questo diciamo non per lanciare, come dire, l'ennesimo allarme, però il sociale è e sarà sempre più la sfida anche del domani, perché questo è un caso che è accaduto a Cessalto, ma quanti altri comuni vediamo anche di recente nella cronaca, vi sono dei casi di persone che letteralmente non stanno bene, cioè hanno bisogno di un'assistenza che non è l'assistenza sanitaria, ma è l'assistenza quella sociale. E poi ne parleremo a lungo, perché esattamente una settimana fa a Maser si consumava un terribile delitto, un uomo che ha accoltellato la moglie inferma, allettata. Ne abbiamo parlato per tutta la settimana, poi ci ritorneremo anche con un esperto, perché poi Moro parla di questo, parla di quotidianità, parla di famiglie lasciate sole o comunque che hanno bisogno di strumenti talvolta diversi per andare avanti, per farcela. E qui vorrei collegare l'altro argomento. Prima di andare in pubblicità vi ho mostrato una carta che ho già perso nel frattempo, eccola qua. E insomma, Crosato, sì. Ormai facciamo questa operazione trasparenza. Di fatto questo è il suo estratto conto, più o meno, sì. È lo stipendio, anche se è meglio parlare di indennità. Da sindaco del comune di Cessalto. Comune sì. Di quanti abitanti? 3.800, quindi siamo nella fascia tra i 3 e i 5, piccolo ma non troppo, sì. Sostanzialmente un comune importante anche da un punto di vista strategico. Ebbene, il suo stipendio è di 1.008 euro, questo è quanto sì. Le viene bonificato e all'ordo. Allora, io però farei un passettino indietro, perché sapete, questa settimana se ne è parlato tanto di questi aumenti da qualche parte definiti indiscriminati proprio per gli onorari e le indennità dei primi cittadini. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI, Mario Conte. È l'articolo 175 contenuto nella legge di bilancio 2022 firmata Mario Draghi a decretare gli aumenti di stipendio dei primi cittadini. Una misura volta per riconoscere soprattutto ai sindaci dei piccoli paesi l'impegno e la responsabilità di cui devono farsi carico. A far discutere però sono le indennità degli amministratori delle città metropolitane e con più di 5.000 abitanti. Tra questi anche il sindaco di Treviso, che vedrà il suo compenso quasi raddoppiare, raggiungendo circa i 10.000 euro al mese. Oggi amministrare un comune significa un'assunzione di responsabilità davvero importante, significa sacrificare la propria vita personale e la propria vita professionale. Io sono dell'idea che nessuno debba arricchirsi facendo politica, è altrettanto vero che soprattutto i sindaci dei piccoli comuni oggi si trovano in una situazione dove addirittura per servire la propria comunità ci rimettono. Un adeguamento scaglionato suddiviso in 3 anni e che nel 2024 arriverà al 100% della quota prevista dalla legge. Adeguamento che porterà primi cittadini di capoluoghi e città metropolitane alle stelle, ma che per i primi cittadini di paesi con meno di 10.000 abitanti andrà dai 2.200 ai 4.000 euro. Denaro che proviene direttamente dallo Stato e che non tocca i cittadini. Polemiche sterili, le parole di Mario Conte, anche in qualità di presidente ANCI Veneto, che sottolinea l'adeguatezza di queste nuove indennità.
I costi della politica che infastidiscono le comunità sono ben altri, non certamente quelli dei sindaci, che sono chiamati a svolgere un servizio 7 giorni su 7 H24 con delle responsabilità civili e penali importanti che gravano sulla testa dei sindaci. Siccome noi con i sindaci e gli amministratori poi del territorio lavoriamo fianco a fianco tutti i giorni, è giusto sottolineare come l'impegno sia costante e H24 per buona parte di essi. Allo stesso tempo va sottolineato come queste cifre siano da intendersi poi al lordo, si tratta di indennità e non di stipendi, e poi ci sono tantissimi distinguo. Per questo abbiamo qui Crosato che ci mette la faccia e ci dice: io guadagno, tra virgolette, da sindaco 1.008,85 euro, siccome il diavolo si nasconde sempre nei dettagli, al mese. Quindi insomma, Crosato, non è certo una cifra da nababbi. No, assolutamente, anche perché comunque poi sono lordi, vanno sul Monte Scaglioni. Quindi sono lordi questi 1.000 euro? Sì, quindi dobbiamo togliere il 35% il mio scaglione IRPEF, e quindi questa è anche un po' frutto del fatto che io ho voluto continuare la mia attività, quindi io lavoro e quindi ho già diciamo una riduzione del 50% come prevede la legge, e non ho mai chiesto finora un euro di rimborso spese o quant'altro, anche perché trovo diciamo sia più opportuno diciamo rientri tutto nell'indennizzo in modo tale che sia tracciata la cosa. E quindi ci troviamo in situazioni in cui poi leggi i giornali e vedi che è arrivato Babbo Natale, insomma ti dà un po' fastidio, anche perché comunque noi lo facciamo veramente in maniera, come lo fa Vivienne, in maniera proprio spontanea, è un po' il nostro servizio civico, in maniera quasi volontaria, anche perché comunque dobbiamo trattenerci anche le spese assicurative, spese legali, perché comunque firmiamo diciamo autorizzazioni e quant'altro anche di entità di milioni e milioni di euro, votiamo, e quindi è una grandissima responsabilità. Due le cose che mi vengono in mente. Allora, lei mi dice io mi pago anche l'assicurazione, sì. Di quanto parliamo? Siamo tra l'assicurazione personale, la tutela legale, siamo sui 600-700 euro. All'anno. Sì, quindi sì, di sì. fatto è una mensilità che se ne va esatto, in assicurazione, sì. perché se lei prende 1.000 euro lordi significa che in tasca poi le restano 650 euro, poco più sostanzialmente. Sì. E poi c'è il fatto che lei da lavoratore, visto che lei ha un lavoro, un impiego, sì, ha la metà dell'onorario, sì. Quindi tutti i sindaci che lavorano prendono la metà. Esatto, sì, ed è un'altra diciamo cosa altrettanto strana. Io però non vorrei fare una distinzione. Io trovo che chi lo fa a tempo pieno lo fa anche in una scelta giusta e quant'altro. Io per mia scelta, perché altrimenti fra 5 anni mi ritroverei in un mondo del lavoro completamente cambiato e farei fatica proprio personalmente a ritrovarmi. E quindi ho deciso di continuare comunque la mia attività pur avendo questa possibilità, quindi dandomi questa possibilità di andare in aspettativa, e quindi prenderei i 2.000 euro lordi, quindi comunque uno stipendio del tutto importante. Però diciamo la cosa è ancora più grave per gli assessori e i consiglieri, perché a scaglione prendono ancora meno. E tipo il vice sindaco prende circa metà dell'indennizzo del sindaco, quindi proprio un ridicolo. Gli assessori uguali, sono persone che comunque sono presenti quasi tutti i giorni in comune, fanno dei lavori, mettono risorse proprie, perché comunque tutte le varie attività spesso se vuoi riuscire nelle cose devi farle, devi anche magari tirare fuori qualche soldo tuo, quindi è veramente ridicolo che si vengano a prendere i costi della politica sui comuni. Vivian Moro, le chiedo proprio direttamente, lei quanto prende da assessore al mese?
Allora, Allora, lei lavora a tempo pieno. Sì, anch'io lavoro a tempo pieno e sono dipendente perché poi sì, per le partite IVA c'è un regime leggermente diverso, però insomma se lavori e appunto sei dipendente, la legge prevede che la tua indennità viene dimezzata. In questo caso diciamo noi siamo un comune un po' più grande perché Roncade ha un po' più di 14.500 abitanti e diciamo che siamo nell'ordine di grandezza che appunto circa, per quello che mi riguarda, al mese facendo insomma una media sono circa 450 euro che, diciamo, che vengono bonificati. Questo perché ovviamente viene considerato il lordo poi viene dimezzato, poi chiaramente lavorando, quindi hai un secondo reddito, cerchi di metterti l'aliquota più alta per evitare che con i 7,30 ti venga uno svenimento, però puntualmente comunque sia, nonostante tutto, lo svenimento arriva 7,30 con situazione comune a moltissimi quindi cittadini. A fine luglio sono stati dolori Quindi, anche per lei? A fine luglio sono stati dolori, poi c'è anche addirittura una seconda rata perché, certo. come dire, quindi ecco, questo Babbo Natale, arriva a breve, no? francamente da noi non è del tutto passato, è un po' un trauma d'infanzia. Comunque ecco, al netto poi insomma si fa anche per ridere, no? Facciamo anche un sorriso. Ora non è questione, non c'è nessuno qui che si sta lamentando, perché poi insomma le situazioni, quando fai rappresentanza appunto fai un servizio, quindi lo metti in conto. Certo è però che leggere sui giornali titoli come "Arriva Babbo Natale", che sembra che se ti metti in amministrazione locale praticamente diventi il nuovo Donald Trump, francamente mi sembra anche veramente poco rispettoso, anche per quegli amministratori che nei piccoli comuni, cioè davvero lo fanno a titolo volontario, fermo restando che facciamo anche una distinzione: i consiglieri comunali prendono una miseria, nel senso che prendono un gettone di presenza che per il nostro comune penso che se prendano 100 euro all'anno alla fine sia tanto. Giusto per dare l'idea, quindi è proprio volontariato a titolo puro. E poi quando sei in amministrazione locale c'hai un ruolo esecutivo, perciò non è che sei solo lì che voti dei provvedimenti, cioè hai delle responsabilità dirette da assumerti. Quindi insomma, se vogliamo che anche nel prossimo futuro delle persone con delle competenze siano anche invogliate a investire il proprio tempo nel pubblico, bisogna anche metterle in condizioni di poterlo fare. Quindi insomma non dire soltanto che il lavoro nella pubblica amministrazione è figo, esatto, come c'è in questo spot che c'è, ma qui apriremo un altro fronte. Non so se è collegata, chiedo alla regia di Tony Esposito, Alberto Pivetta, Fortunata Pizzoferro, la dottoressa Pizzoferro. Sì, la vedo collegata, la saluto e la ringrazio. Vicepresidente dell'Ordine regionale delle psicologhe e degli psicologi del Veneto. Buongiorno Pizzoferro. Buongiorno Cristian. Allora, con la sua presenza e quella di Crosato e Moro vorrei partire dal fatto di cronaca che sta sconvolgendo un po' la Marca. Questo bimbo di nemmeno un anno che è stato trovato morto venerdì all'asilo nido privato di Porcellengo in comune di Paese. I genitori ovviamente sono sotto shock, fino a ieri erano in ospedale alla Cafoncello a Treviso, assistiti 24 ore su 24 proprio per essere supportati, perché non ci sono altre parole. Dottoressa Pizzoferro, come vanno affrontati questi casi? Questa mattina, per esempio, il parroco di Porcellengo ha rivolto una preghiera, un pensiero anche alle educatrici. Sì, sicuramente è quel tipo di dolore che nessuna famiglia vorrebbe trovarsi ad affrontare, ma direi che nessuna comunità vorrebbe mai trovarsi ad affrontare un dolore così grande. Ed è necessario che ora tutta la comunità si stringa attorno alla famiglia per far sì che il dolore della morte non diventi a sua volta un dolore mortifero, cioè un dolore dal quale la famiglia non può più riprendersi. Il rischio più grande quando ci sono delle morti senza cause è che non si riesca a farsene una ragione e che in qualche modo si cominci a cercare dei colpevoli, che si cerchino fuori o che si cerchino anche all'interno. Quindi genitori in questa situazione lasciati soli possono farsi una serie di domande: non sarebbe successo se io ero presente, lo avevo affidato alle persone giuste. Quindi sicuramente hanno bisogno di contenimento da parte della comunità e giustamente un pensiero va rivolto anche a quelle educatrici che si sono
trovate ad affrontare un evento di questa portata, perché a loro volta possono essere oggetto anche di pregiudizi se ne saranno occupati nella maniera giusta. Quindi sono felice che ci siano anche degli amministratori comunali, perché è importante il punto di vista e il ruolo di un'amministrazione comunale che, come un buon genitore, perché non vorrei dire un buon padre di famiglia, anche una buona madre, devono farsi carico di tenere unita tutta la comunità, dai genitori ai parenti, alla scuola, ai vicini, a tutti quelli che sono colpiti da un lutto così grande. Quindi serve, dottoressa, che in questo frangente scatti quella che più volte viene definita la rete. Qui la rete deve veramente formarsi attorno a questa famiglia, attorno alla comunità educatrice, attorno alla comunità stessa. Sì, oserei dire che la cosa migliore sarebbe che la rete fosse preesistente. È difficile che una rete possa formarsi in maniera corretta e continuativa sull'emergenza. Questo lo vediamo anche in altri fatti di cronaca, altri che anche lei ha citato e di cui voi avete poi parlato nel tempo. È difficile nell'emergenza creare qualcosa che sia contenitivo in maniera sana, perché spesso nell'emergenza siamo sollecitati da una serie di emozioni anche distruttive, come la rabbia, come il senso di colpa. Quindi che questi avvenimenti siano di insegnamento per tutte le comunità, per lavorare a una rete che deve contenere per essere pronta quando serve. Allora cerchiamo un attimo di sistemare l'audio, comunque l'abbiamo sentita, dottoressa, molto chiara. Vivian Moro, lei anche da assessore all'istruzione, qual è la sua reazione di fronte a un evento di questo tipo, a un trauma di questo tipo? Sono tragiche fatalità che chiaramente lasciano tutti sgomenti. Quando poi appunto rivesti anche un ruolo nel pubblico, ti chiedi quale potrebbe essere la tua azione per cercare in qualche modo non solo di portare conforto, ma poi di evitare che fatti come questo accadano ancora. Il problema è che nel caso in questione, che insomma hanno fatto rientrare presumibilmente in una delle cosiddette morti bianche, chiaramente nessuno purtroppo avrebbe potuto agire diversamente dal suo comportamento per evitare quello che è successo. Quindi in questi casi davvero serve che tutta la comunità, che in questo caso non è solo la comunità, quella istituzionale, piuttosto che dei cittadini, ma anche quella scolastica, faccia quadrato, perché chiaramente c'è lo sconforto dei genitori, che sono i primi chiaramente a vivere questa situazione terribile, ma c'è anche lo sgomento, per esempio, di tutta una struttura educativo-formativa che deve continuare a svolgere il suo lavoro, e pensate con che animo può farlo. Quindi sicuramente la vicinanza è probabilmente lo strumento più forte che si ha in questi momenti, e soprattutto evitare che appunto la comunità si disgreghi. Non è semplice, però chiaramente è l'unico strumento che abbiamo in questo momento. Condivide Pizzoferro le parole di Vivian Moro in veste di amministratrice, di assessore? Sì, spero mi sentiate anche meglio. Adesso sì, forte e chiaro. Vale la pena anche citare la paura che possono avere anche gli altri genitori che portano figli nella struttura. Possono attivarsi delle fantasie, anche dei vissuti paranoici. Potrebbe essere rischioso se io lascio mio figlio, quindi è importante, come diceva anche il sindaco, prendersi cura di tutta la comunità, fare quadrato nel senso di essere una comunità accudente che può accogliere tutti i generi di paura e tutte le emozioni, tutti i vissuti di colpa, di pericolo, per poterli bonificare e poter poi andare avanti. Questo è determinante. E a proposito, c'è un'altra tragedia che ha sconvolto nell'ultima settimana la Marca trevigiana, e direi che vale la pena soffermarsi e riflettere per un attimo. Esattamente una settimana fa, mezzogiorno e mezzo, a Coste di Maseri, in via Metti, Sergio De Zen, 74 anni, ha accoltellato
un fendente in pieno petto, la moglie Manuela Bittante, 77 anni, inferma a letto. La donna era rientrata dall'ospedale di Montebelluna dopo qualche settimana, dopo un mese e mezzo in realtà di ricovero per un ictus. La donna era in gravi condizioni, aveva bisogno di un'assistenza continua, qualcosa evidentemente è scattato nella mente dell'uomo. In questa settimana si sono ipotizzate delle spiegazioni, si è parlato addirittura, forse in maniera decisamente fuori luogo, di un gesto d'amore. La parola amore forse cozza con quello che è successo, mi permetto di dire, però c'è sicuramente una disperazione di fondo, è così, dottoressa? Sì, forse Christian dobbiamo dire chiaramente che non esiste un omicidio per amore, perché se diamo una dignità a questo termine di omicidio per amore, allora anche l'omicidio per gelosia, anche l'omicidio per protezione, potrebbero esserci una serie di attenuanti che non possono esistere. Quando c'è un omicidio c'è sempre qualcuno che per qualche ragione comunque decide per la vita di qualcun altro, e se anche possiamo comprendere la soggettiva disperazione, dobbiamo immaginare che comunque una persona ha deciso per un'altra persona, che forse poteva ancora avere una ragione nella sua esistenza. Quindi anche in questo caso non dobbiamo semplicemente puntare il dito, trovare delle responsabilità. Io ho letto articoli diversi che citano colpe, chi doveva intervenire prima, quali servizi, oppure che era in qualche modo evitabile. È come dire che se siamo inciampati in uno scalino lo potevamo evitare, lo avremmo evitato se quello scalino l'avessimo visto, ma da queste tragedie noi dobbiamo solamente imparare come prevenirle in futuro, cioè quali sono i meccanismi per far sì che la prossima volta quel gradino lo vedremo. Quindi in che modo le comunità devono mettersi in sicurezza e appunto creare questa rete prima, perché sul dopo probabilmente chi non è intervenuto in tempo è perché non c'è stato materialmente il tempo, ma non c'è un soggetto responsabile, c'è tutta una comunità che poteva fare in qualche modo da cuscinetto, poteva essere il vicino, il familiare, i servizi sia del comune che dell'ASL. Non c'è un singolo che non è intervenuto, probabilmente non c'era una rete che poteva prevedere, ma noi possiamo semplicemente studiare meglio la rete da poter attivare per far sì che queste situazioni si riducano, anche se non possiamo mai prevedere ed evitare del tutto le tragedie. A proposito di rete, parola ricorrente, come stiamo messi, dottoressa Pizzoferro, per quanto riguarda il provvedimento, il disegno di legge sugli psicologi di base? Ne abbiamo parlato più volte, ma per il momento non c'è nulla di concreto, o sbaglio? Ci sono attualmente 7 disegni di legge al vaglio del governo e del Parlamento. Questo ci dice una cosa importante, cioè che tutti i partiti politici riconoscono l'importanza di dare una risposta al malessere psicologico dei cittadini. Forse il timore grande che nella lotta dell'intestazione, cioè nella lotta appunto tra diverse figure genitoriali, la comunità e i figli continuano a rimanere senza questo supporto. Quindi è importante forse mettere da parte l'intestazione di un provvedimento, trovare un accordo sul come fare per poter comunque dare una risposta ai cittadini che da diverso tempo continuano a dire che il benessere o il malessere psicologico è diventato centrale nella propria vita, ma anche giustamente, ce lo diceva Maslow a metà del Novecento, una volta soddisfatti i bisogni primari, che per fortuna nella nostra società sono soddisfatti, quelli di mangiare, bere, dormire e sentirsi protetti, emerge un altro bisogno comunque fondamentale, che è quello di sentirsi realizzati, sentirsi amati e sentirsi riconosciuti. Rosato, una riflessione proprio su questo caso. Poi ogni storia a sé, noi non stiamo giudicando, stiamo riflettendo su quello che è successo. Vorrei che fosse chiaro questo. Rosato. Sì, io ho apprezzato molto le parole della dottoressa, sia sul ruolo dell'amministratore, che semplifico, però
ha detto che l'amministratore deve tenere assieme la collettività, e questa è una cosa che veramente mi ritrovo. E l'altra importantissima è che bisogna che la rete sociale ci sia già presente prima che sia necessaria, e questa cosa possiamo lavorarci, possiamo intervenire e possiamo, ad esempio domani noi nel nostro comune abbiamo la giornata dei nonni, i nonni vanno negli asili e festeggeremo i nonni con i bambini, l'importanza anche di aprire le porte della scuola e riuscire a capire le varie difficoltà. E il ruolo fondamentale dell'assistente sociale, il nostro comune è un ruolo primario, è colei che sa perfettamente le situazioni di tutte le famiglie, però servono che le persone, i cittadini ci raccontino le difficoltà. Questo è fondamentale, serve parlare, serve confrontarsi. Allora, ho un tassativo, rientriamo subito dopo e anche noi parleremo della pesca, della discordia. Vogliamo capire ma qual è il grado di salute delle famiglie venete. A fra poco. Di nuovo in diretta, stavo discutendo amabilmente con i nostri due ospiti, Viviana Moro, assessore all'istruzione del Comune di Roncade, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, collegata Fortunata Pizzoferro. Non possiamo non parlarne, ne parlano tutti e ci dobbiamo adeguare per conformismo, però diamo per letta la pubblicità, la conosciamo tutti, la pesca, se vogliamo usare l'accento giusto, della discordia, quello spot che veramente ha fatto discutere l'Italia intera per l'intera settimana. Dottoressa Pizzoferro, qual è la sua interpretazione? Ci dia la sua chiave di lettura di questo spot e delle polemiche che ne sono seguite, anche della strumentalizzazione politica in atto e da una parte e dall'altra. Sì, effettivamente ci sarebbe tanto da dire su un breve filmato che ha attivato tanto. Innanzitutto mi verrebbe da dire che non ci sono luoghi dove non si può parlare della famiglia. Le relazioni familiari sono un bene comune, quindi è giusto che se ne parli nell'arte, nelle istituzioni, giusto che se ne possa parlare anche negli spot se questo ci dà modo di elaborare alcuni concetti. Sicuramente è successo quello che dicevo prima rispetto anche ai disegni di legge sullo psicologo di base. L'intestazione politica a volte fa prevalere il chi ha detto cosa rispetto al messaggio. Forse dovremmo partire dal presupposto che dopo 50 anni da una legge sul divorzio non è più in discussione se abbiano dignità di esistere famiglie separate o divorziate rispetto a famiglie che continuano a vivere insieme. Ma da questo dovremmo partire dall'accettazione anche comprendere in che modo tutti i tipi di famiglia possono vivere bene all'interno del proprio assetto familiare. Ricordiamo Anna Karenina che nel suo incipit diceva tutte le famiglie felici sono uguali e questo famoso aforisma intende proprio dire che non esiste una tipologia di famiglia felice, non è una famiglia tradizionale o separata o omosessuale che può essere felice o infelice, dipende in che modo i membri di quella famiglia stanno assieme, se è un legame scelto e non un legame sofferto, subito. Io personalmente senza strumentalizzazione politica ho trovato un messaggio positivo in questo filmato dove c'è appunto una bambina che non fa delle recriminazioni sul passato, ma semplicemente cerca attraverso un gesto magico, riparativo, di dire andiamo avanti, avanti con un semplice grazie. Anche il genitore risponde con un andiamo avanti, con un semplice riallacceremo
un dialogo partendo da un semplice grazie, che non significa tornare assieme, significa semplicemente che il dolore della separazione può essere trasformato in un rapporto familiare che non è quello ideale, ma è un rapporto vero e sano che può essere vissuto anche a distanza. Quindi lei, dottoressa, non intravede in questo spot un inno alla famiglia tradizionale, per esempio? No, vedo che in questo spot ognuno ci ha proiettato un po' quello che vuole vedere. Ho letto chi interpreta la mamma come casalinga, forse io da madre lavoratrice che ho sempre dovuto farmi in quattro e forse anche portare mio figlio piccolo a fare la spesa, non ho mai pensato che quella fosse una madre che non lavora, così come la famiglia che viene vista passando in macchina fatta di un bambino e due adulti potrebbe essere una famiglia dove c'è un genitore e il nuovo compagno, appunto perché le famiglie felici sono quelle che si scelgono. Non vedo nulla di così tradizionale nel vedere una bambina e due genitori che fanno il meglio possibile per tenere assieme il loro legame. Vivian Moro, lei quando ha visto questa pubblicità e poi ha sentito le polemiche che ne sono seguite, che cosa ha pensato? Ho detto, speriamo che siano buone le pesche, altrimenti l'Esselunga va in fallimento questa volta. Perché allora, io ho letto come tutti noi, francamente, delle interpretazioni, cioè al limite del surreale. Probabilmente c'è materia per fare il sequel per altre 10 volte di questo spot. Quindi, innanzitutto, diamo la dimensione giusta a quel che è. È una pubblicità ed è ovviamente una incredibile operazione di marketing, che quindi ovviamente dà merito a chi ha investito e chi da comunicatore ci ha lavorato. Questo è il primo punto che secondo me non dobbiamo tralasciare. Il secondo è una riflessione che ho trovato interessante che fa oggi Ricolfi, il quale dà questa interpretazione, dice forse stiamo ritornando ad una pubblicità più lunga, che non è solo più una pubblicità, è una storia, dove effettivamente il consumatore, chi guarda, si identifica, ci vede molto di quello che è il proprio vissuto. E ho trovato interessante perché diceva, sembra quasi che stiamo ritornando ai tempi del carosello, no? Forse questo dà anche la dimensione di come anche il pubblico che guarda sia cambiato e quindi di come anche nella pubblicità in realtà si ricerchi forse modelli che siano più attinenti a quello che è il vissuto delle persone. Se guardiamo, io ho visto molti rappresentanti di istituzioni, insomma anche di organi a livelli nazionali, avventurarsi in delle letture veramente fantasiose, quando in realtà vedo che la gente comune, che ha guardato la pubblicità, i più ci hanno visto un bel messaggio. Quindi ecco, io forse direi questo, la capacità di essere in sintonia con quelle che sono le situazioni e come ovviamente la famiglia del Mulino Bianco non ha rappresentato per anni tutte le famiglie, allo stesso modo questa non rappresenta tutte le famiglie con genitori separati, cioè bisogna dare la giusta dimensione. La realtà, come diceva Pizzoferro, è molto più variegata degli spot pubblicitari o quant'altro. Senta Crosato, immagino che lei, se al posto della sberla giovedì riceveva una pesca, preferiva insomma, no? Sì, assolutamente. Anche ci se dia la questa sua pesca... interpretazione velocissima e soprattutto, visto che comunque lei è esponente di spicco di Forza Italia, la Presidente Meloni ha fatto bene a commentare uno spot di un supermercato, è stata una mossa giusta? Ma io non ne vedo nulla di male se non una bellissima storia che viene raccontata. Io appena l'ho vista è stato un colpo al cuore perché mi sono immedesimato in quel papà e quindi ho quella mamma che vede questa storia e magari sta prendendo una decisione difficile. E quindi però lo spot è bello, è fatto bene, poi passa anche un messaggio verso la fine che è bello, cioè che l'amore si trasforma anche tra due persone, due genitori, si trasforma, diventa un grazie, diventa educazione, diventa rispetto e questo è il messaggio più bello che è uscito ed è una legittima aspettativa quella della bambina di avere due genitori che condividono un percorso in armonia assieme. Io vi ringrazio per questo confronto garbato su un tema che invece in questa settimana ha balcanizzato la politica, soprattutto la politica. Poi
sarebbe bello capire il perché ormai la politica a tutti i livelli strumentalizzi un po' tutto, sia da una parte che dall'altra. A volte, poi chiaro, noi giornalisti ci mettiamo il carico da 90 e quindi non ne usciamo più, però oggi abbiamo tenuto il punto. Grazie Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Grazie davvero dottoressa per le sue riflessioni. Grazie Viviana Moro, grazie davvero. A voi e buona domenica. Assessore all'istruzione del comune di Roncade. Grazie Emanuele Crosato anche per l'operazione trasparenza che abbiamo fatto, no? Non è così comune vedere un sindaco, poi l'ho fatto anche l'assessore Moro, portare il proprio estratto conto in una trasmissione televisiva. Lei per eccesso di trasparenza mi ha mandato anche la dichiarazione dei redditi, ma quella non la do per letta, insomma, ci mancherebbe altro, non mi permetto, però insomma abbiamo fatto un po' di chiarezza su un altro tema che ha balcanizzato un po' l'opinione pubblica, però ci sono sempre 1000 sfaccettature di cui è giusto dare conto. Allora, il tema della giornata, i fatti di cronaca, ve li ho detti durante questa prima edizione. Questa sera a partire dalle 19:30 torneremo sui fatti di Porcellengo, questo bambino di nemmeno un anno morto all'asilo. Anna De Roberto questa mattina è stata a Paese, a Porcellengo, a Postiome, quindi avrà un racconto da darvi, come sempre molto puntuale. Torneremo sulla raffica di furti che ha coinvolto la Marca trevigiana, anche la storia, quella positiva, dei 2 ladri subito beccati dopo un inseguimento dai carabinieri in zona Treviso sul confine con Silea. Controlli straordinari poi nella Castellana, raffica di violazioni anche sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro, e ben sappiamo quanto il tema sia prioritario in questi giorni. Soltanto ieri l'ennesimo incidente mortale nella Marca trevigiana alla ditta Canziana di Spresiano, dove è morto un padre, un giovane padre di 48 anni, morto travolto dalla sponda di un camion. L'ennesimo incidente nella Marca trevigiana. Per il momento è tutto, è davvero tutto. Io vi preannuncio che fra qualche minuto vedrete un film del 2007 pluripremiato, Le avventure galanti del giovane Molière, per la regia di Laurent Tirard. È tutto, è davvero tutto. Grazie alla regia Tony Esposito e Alberto Pivetta. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. C'è il meteo. Buona domenica. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Il mese di ottobre si apre senza grandi sconvolgimenti, sempre bel tempo e clima mite. Vediamo insieme il dettaglio di domenica. Sul Veneto la grafica ci mostra un ampio soleggiamento, infatti non sono attese piogge degne di nota. Il cielo sarà sereno o al massimo con qualche nube qua e là, ma del tutto innocua. Temperature gradevoli, minime sugli 11-19 gradi, massime tra 24 e 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Tanto sole, anche qui con cielo poco nuvoloso, qualche addensamento sulla fascia prealpina. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 25 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, prevarrà il sole e il cielo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.